Non è una questione politica, ma quasi di sistema. È risoluto e fermo il governatore del Veneto Luca Zaia e nel suo punto stampa settimanale lancia subito nel piatto la patata bollente. La Regione Veneto ha impugnato davanti alla consulta il decreto del governo sull'obbligo vaccinale e il perché lo spiega così. Il Veneto da 10 anni senza obbligo ha performance vaccinali del 92,6%, nell'Unione Europea 15 paesi non hanno obbligo, 14 hanno l'obbligo solo per un vaccino. Diamo una risposta che osa ancora a 5 milioni di cittadini. Siamo gli unici ad avere anagrafe vaccinale digitale in tempo reale. L'impugnativa non si fa perché siamo contro i vaccini, le regioni hanno l'autonomia vaccinale, i cittadini non vanno multati ma informati ed è assurdo che chi ha 7.000 euro possa non vaccinare i bambini mentre chi non li ha rientra in una coercizione che, si sa, crea soltanto abbandono. Il genitore, aggiunge il governatore, deve poter stabilire col pediatra un programma vaccinale ad hoc. Da noi il no all'obbligo funziona e dà dati chiari. Dai Veneti emerge ancora una volta una lezione di civiltà. Zaia ha spiegato che il Veneto non impugna solo la legge convertita, ma già il decreto Lorenzin firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella. Dal 2014 il Veneto informa grazie a medici, pediatri, corsi preparto, corsi prematrimoniali, non informa con fake news sul web e i dati ci danno ragione. È sbagliato non fare un passaggio e ignorare le regioni. È giusto il metodo veneto di informare. Le fake news si combattono grazie alla scienza e ai medici. La cultura vaccinale, dice ancora, va creata con trasparenza e scientificità.